Euroregione News. Lancieri di Novara, cambio al vertice a Codroipo. Prima della cerimonia ufficiale, i due colonnelli Mario Di Girolamo, comandante uscente, e Tommaso Magistretti, subentrante, hanno incontrato il sindaco di Codroipo, Fabio Marchetti, per un saluto privato, dato lo stretto legame tra l'amministrazione comunale e la cittadinanza, di cui i militari che qui prestano servizio sono parte integrante. Dopo 2 anni di comando lascio la città di Codroipo e lascio il sindaco della città di Codroipo, il dottor Fabio Marchetti, con il quale abbiamo condiviso tante belle attività che mi ha accolto ormai 2 anni fa. Infatti, rientrando in questa sala ho avuto un déjà vu e ho capito che il tempo passa molto velocemente, ma come detto prima, sono felice di lasciare il reggimento, questo bellissimo reggimento, a un collega che ha già militato tra i ranghi dei Lancieri di Novara. Prima però di lasciare la parola al collega, voglio ringraziare di cuore davvero sia Fabio, sia la sua amministrazione e sia tutta la città di Codroipo per come mi ha accolto, per come mi ha trattato, perché mi ha fatto sentire parte della famiglia di questo bellissimo territorio, dove davvero ho passato 2 anni felicissimi e bellissimi della mia vita, nonostante il lavoro, di cui parlerò ovunque io andrò, parlerò sempre bene, perché non potrò non avere parole di elogio per una città che mi ha accolto così splendidamente e che mi ha trattato così in maniera splendida e forse dir poco, in maniera spettacolare. Quindi io, Fabio, ti ringrazio a nome mio, a nome dei Lancieri di Novara e a nome anche della mia famiglia, perché se sono stato sereno e ho trasmesso serenità alla mia famiglia è stato anche grazie a come voi mi avete trattato. La mia provenienza è in parte anche friulana, perché nella mia vita, nei miei 45 anni, 10 sono stati trascorsi in Friuli, e in particolare proprio dal 2002 al 2008 qua nella città di Codroipo, dove mi ero già trovato bene e dove sono sicuro di trovare ancora gli amici che ho lasciato all'epoca. E ringrazio già da adesso il dottor Marchetti e l'amministrazione per l'accoglienza che da sempre dimostrano nei confronti del nostro reggimento, dei Bianchi Lancieri, e sono sicuro che questa cooperazione e collaborazione che c'è sempre stata continuerà anche per i prossimi anni. Io sicuramente quello che posso dire da parte mia è che metterò tutto me stesso affinché questo continui ad essere, perché Codroipo è Novara in questo momento e Novara non può non essere a Codroipo. Questo è un momento molto importante, quello del passaggio delle consegne, ma inizio dicendo che i 2 anni, caro Mario, caro comandante, sono volati. Ahimè, sono volati perché il tempus fugit, come dicevano i latini, ma soprattutto perché tu te ne vai oggi, e io ti ringrazio per il grandissimo lavoro che hai saputo fare implementando quello che hai ricevuto dai tuoi predecessori. Questo penso sia il tuo più grande merito, ovvero sia quello di aver fatto in pochissimo tempo tantissimo lavoro a favore non solo delle donne e degli uomini in divisa che tu hai comandato, ma anche e soprattutto a favore della nostra comunità. Non posso dimenticare che le porte dei Bianchi Lancieri, dei Novara, si sono aperte sempre di più sotto il tuo comando, in così ottemperanza quello spirito di miglioramento continuo che contraddistingue la formazione di voi uomini in divisa oggi e che rappresentate l'esercito italiano. Questo è un ringraziamento che faccio da sindaco al capo di Stato Maggiore, ma a tutti coloro i quali ne hanno avuto la competenza, perché la formazione che voi avete ricevuto si vede ed è molto più grande rispetto a quella del passato. Non me ne vogliano i vostri predecessori, ma si vede che la formazione e la modernizzazione che passa anche attraverso questa nuova forma di vivere la divisa, di vivere l'attività professionale della difesa e della sicurezza, voi incarnate col vostro esempio. Quindi io ringrazio te, ringrazio anche il colonnello Magistretti che ho conosciuto quando all'epoca ero vicepresidente della provincia di Udine. Serbo un bellissimo ricordo della sua persona e so che saprà interpretare questo cambio di testimone nella maniera migliore.
E per quanto riguarda i lancieri, i bianchi lancieri sono cittadini di Codroipo a tutti gli effetti e costituiscono, lo dicevamo prima, una frazione aggiuntiva di Codroipo, la 14ª frazione, forse la prima anche per numero di abitanti, perché siete molto numerosi. Molti di voi decidono di vivere, di rimanere a Codroipo e soprattutto di partecipare alla vita sociale di questa città, cosa non scontata per chi fa una professione già molto logorante dal punto di vista del dare la propria vita agli altri. Voi lo fate anche fuori dall'orario di lavoro, perché molti di voi, praticamente quasi tutti, si dedicano al sociale, alle attività sportive e ricreative a favore della nostra comunità. Per noi siete un valore aggiunto irrinunciabile, guai se qualcuno tocca i bianchi lancieri, guai se qualcuno tocca il tricolore, la vostra divisa. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.